Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta, pronti con Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, buongiorno, e con Luca Norio Vidoni, Fratelli d'Italia, buongiorno. Non so se ha sentito poco fa, abbiamo parlato con Gasparin del Consiglio di quartiere di ieri sera, a cui lei era presente. Ecco, ci racconta un po' dal suo punto di vista che cosa è emerso? Sì, ho sentito un po' fuori anche l'intervista all'assessore Gasparin. Comunque ieri sera si è tenuto, come già ampiamente ricordato, il Consiglio di quartiere di Udine Centro, convocato su richiesta di oltre 160 cittadini della zona di Via Cosignaco di Piazzale Europa Unita, per parlare appunto delle tematiche, dei problemi che sono emersi in queste ultime settimane riguardo al tema della stazione di posta. Intanto rilevo come la giunta comunale, forse un po' in difficoltà, era schierata al gran completo, ma come avevamo previsto il sindaco anche questa volta non ci ha messo la faccia, ma ha mandato i suoi assessori in rappresentanza. Dopodiché ovviamente c'erano anche tanti assessori e anche ovviamente tanti consiglieri comunali di maggioranza, ed eravamo presenti anche io e la consigliera Laudicina per l'opposizione. Mi ha fatto molto piacere comunque vedere anche così tanti cittadini, non solo ovviamente della zona della stazione di posta, ma anche magari un po' del quartiere, di tutto il quartiere Udine Centro. È stato, diciamo, un confronto proprio tra i cittadini che ovviamente hanno detto la loro, un confronto anche molto acceso, perché hanno fatto sentire la loro voce e hanno detto tutto quello che non va riguardo alla stazione di posta. Sono state anche mostrate delle slide proprio con delle fotografie anche di alcuni episodi che si sono verificati nel quartiere, come ad esempio un frame di un'immagine di un palazzo di via Ciro di Pers, dove appunto una telecamera ha ripreso nel pieno della notte uno di queste persone che erano utenti della stazione di posta che hanno scassinato la serratura e poi si sono messe nell'atrio del palazzo. Immagini che fanno preoccupare. Dopodiché ovviamente sono intervenuti gli assessori, hanno detto la loro sul fatto che sì, metteranno le telecamere, adesso chiameranno anche le guardie giurate, lo diceva prima l'assessore Gasparin. Tutti provvedimenti che sicuramente accogliamo con favore, ci mancherebbe altro. Il problema della stazione di posta però è, intanto anche c'è un tema di numeri, perché ieri tra l'altro sul giornale l'assessore Gasparin dichiarava che gli utenti sono 50 a settimana, invece ieri durante il Consiglio di quartiere il vice responsabile della Caritas ha detto che gli utenti sono 50 al giorno. E bisogna anche qui fare un po' di chiarezza, perché 50 utenti a settimana sono una cosa, 50 utenti al giorno sono un'altra. Io credo che anche qui l'amministrazione comunale sia un po' in difficoltà, perché allora il PNRR e il progetto iniziale prevedeva di fatto anche il nome stazione di posta, proprio un punto di prima accoglienza giornaliero per le persone in difficoltà. Non è ammissibile, anche proprio non solo per rispetto anche per motivi di sicurezza nei confronti dei cittadini che abitano il quartiere, ma anche per le stesse persone in difficoltà, far stazionare queste persone in strada, anche perché ci hanno detto proprio i cittadini che spesso anche e soprattutto le donne sono state oggetto anche di commenti poco carini. E quindi c'è il tema che questa stazione di posta forse andrebbe gestita in un altro modo, perché dovrebbero trovare uno spazio, è vero che ci sono dei lavori, ma dovrebbero trovare uno spazio all'interno dove far stazionare queste persone, anche per una questione di decoro urbano. Quindi ecco, una preoccupazione anche dei cittadini è che da questa stazione di posta giornaliere lì poi si arrivi a fare un vero e proprio dormitorio, e questo assolutamente non va bene. Dopodiché è vero che c'è in corso come si dice, un contributo del PNRR, che sì, è vero che era stato
presentato dalla precedente amministrazione con un obiettivo ben preciso, cioè, come ricordavo prima, di creare questo punto di prima accoglienza, ma non per lasciare le persone in strada. Dopodiché io proprio domenica ho lanciato questa proposta, visto anche queste polemiche che ci sono state, anche il fatto che i cittadini hanno detto la loro, proprio di provare a verificare, ovviamente coinvolgendo tutte le parti, ma in primis deve essere anche la stessa amministrazione comunale, perché se non c'è la volontà non andiamo da nessuna parte, di provare a verificare se ci sono ancora i tempi per convertire quel contributo del PNRR nell'ambito sempre del progetto PNRR, dell'obiettivo PNRR che riguarda la famiglia, le infrastrutture, l'inclusione, provare a vedere se si può fare un centro polifunzionale per offrire servizi ai cittadini, o anche creare un centro di aggregazione che può essere culturale, giovanile, cioè vedere quali sono le altre proposte. E quindi è chiaro che deve esserci la volontà dell'amministrazione comunale, perché se non c'è la volontà non andiamo da nessuna parte. Dopodiché bisogna verificare appunto se ci sono ancora i tempi per provare a vedere se si riesce a convertire questo contributo. Comunque Gasparini ha detto che non si tocca. Esatto, quindi di fatto l'amministrazione comunale, no, ma siccome poi soprattutto l'assessore Gasparini in questo è molto attento, e sia in consiglio comunale che in commissioni ma anche sulla stampa, spesso critica l'opposizione, dice l'opposizione sa solo criticare e basta, non fa mai proposta. Beh, noi qui in questo caso, ma come anche su altre cose, comunque noi siamo propositivi, ci auspichiamo magari più collaborazione anche da parte di chi amministra e di chi governa, però di fatto l'assessore Gasparini in parte ci ha già risposto prima. Sergio, lei come la vede questa storia della stazione di posta? Emersa tra l'altro prepotentemente dopo l'aggressione al ragazzino, perché da lì è nato tutto, sì. No? Perché quando dice oddio hanno... No, infatti, però poi scopriamo che invece c'è tanta altra roba, tra virgolette, no? Gente insoddisfatta, lamentele. Sì, no, volevo solo sì, che appunto in queste slide che sono state illustrate da questo cittadino è stato anche mostrato, questo cittadino aveva proprio un rilevatore anche dell'illuminazione dove dice che quello è un quartiere poco illuminato, adesso è chiaro che è stato annunciato anche l'aumento dell'illuminazione. Tra l'altro sì, il tutto era emerso dopo l'aggressione a uno studente del liceo del Don Milani. So che neanche in un precedente consiglio di quartiere erano stati invitati anche i giovani, gli studenti del liceo, però purtroppo ecco, mi è dispiaciuto ieri non vedere i giovani, perché sì, c'erano tante persone, tanti residenti del centro, però mancava anche la voce dei giovani, e questo bisogna chiederci come mai, cioè la politica ovviamente deve interrogarsi come mai i giovani non fanno sentire la loro voce, non si sentono attivi in questo. Ma anche la scorsa settimana che ho partecipato al consiglio di quartiere dei Rizzi, per altri problemi non legati alla sicurezza, anche lì purtroppo non c'erano i giovani. Quindi mi rivolgo ai giovani, fate sentire anche voi le vostre opinioni e il vostro pensiero, perché è importante. Vuole partire sul perché dei giovani che non partecipano o sulla questione di posta? Mi dica lei, Sergo. Ma facciamo un giro a 360 gradi. Va bene, una piroetta. Tanto qua finiremo al blocco navale di Salvini, perché Meloni. Sì. Perché tanto il problema poi è sempre quello. È inutile, perché come si diceva prima, queste strutture nascono con una finalità, no? È anche doverosa d'inverno dare un tetto ai senza tetto, che in quanto tali hanno difficoltà ad avere una dimora e un riparo, e poi come vediamo succede che vengano utilizzati per altri motivi o in altri modi, e quindi si creano delle difficoltà, perché vede, anche se facciamo un centro di aggregazione per i giovani, però quali giovani poi entrano là dentro? Chi li controlla? Chi entra, chi esce? Se ci entrano i giovani minorenni stranieri che abitano che sono accolti da un'altra parte, è sempre un problema di controllo e di chi gestisce le strutture e di cosa ci creiamo intorno, perché altrimenti ci ritroviamo magari a peggiorare anche una situazione, perché quello che è successo, come si ricordava, con lo studente del liceo Don Milani,
Potrebbe succedere tranquillamente se noi portiamo i giovani praticamente all'interno di queste situazioni, nel senso che se creiamo lì un centro di aggregazione, sì, ma io dicevo al posto della stazione. Appunto, sì, al posto, ma non è che togli la stazione, togli il problema delle persone che non sapranno dove andare. O tu prendi e le trasferisci altrove, però sai benissimo che poi se uno è senza tetto, come ci arriva anche altrove. E quindi non è chiaramente facile la situazione. Come detto, adesso si cerca di mettere delle pezze per le cose che sono successe, perché poi l'idea di fare la stazione lì, come detto, non nasce da adesso, probabilmente non nasce neanche da questa amministrazione, ma ora si cercano le telecamere, va bene, si ha paura delle guardie giurate, sì, è ovvio, però ripeto, se si fanno le strutture e le si lasciano andare, poi i disagi. Quindi lei dice più che altro un problema di gestirle. Di gestire e di controllarle sicuramente, ma poi se quella zona lì non è adatta, ok, qualcuno deve capire che si è provato, si è cercato di realizzarla lì e poi si può tranquillamente anche cambiare posto, però a questo punto, invece di fare l'alternativa di cosa ci mettiamo lì al posto di qualcos'altro, troviamo allora un'altra zona adatta anche a questa stazione di posta, perché non mi pare di aver sentito dire questo, né tra quello che si diceva prima. Alternative? No, sì, potrebbe esserci un'idea. Questo dovrebbe essere un punto, perché se no noi se chiudiamo la stazione di posta ci possiamo mettere quello che vogliamo, ma se la gente la lasciamo in mezzo alla strada, e poi dobbiamo chiederci però chi sono quelli che lasciamo in mezzo alla strada, perché se sono i senza tetto che abbiamo magari in mente tutti quanti noi, visione anni 80-90, quindi italiani che hanno perso il lavoro, che non vogliono, ok. Ma ormai i senza tetto sono persone che non vengono, sono stranieri, con o senza permessi di soggiorno, perché molti ovviamente vengono anche definiti clandestini, con o senza permessi di soggiorno che non sanno dove andare a dormire perché non vengono accolti nelle strutture adeguate. È quello il problema. L'obiettivo lì era un punto di sosta giornaliero. Lascia perdere, ok, ma loro ovviamente stanno cercando una dimora perché evidentemente non c'è un'altra struttura che li possa ospitare, ed è per quello che dicevo prima, torniamo al problema dell'immigrazione. Troviamo il problema che in questa regione, in questa città, abbiamo troppi stranieri accolti rispetto al numero di abitanti che abbiamo, ed è questo un punto che non lo può risolvere il Comune di Udine, lo può risolvere il governo italiano. Punto. E neanche la regione, perché non è questione di dire cosa deve fare la regione. Lo può risolvere solo il governo italiano, stabilendo quelli che sono i limiti che sono previsti dal decreto legge. 3 ogni 1000 abitanti possono essere accolti nelle nostre città, che siano adulti o che siano stranieri minori non accompagnati, sempre 3 possono essere dal mio punto di vista. Calcolate cosa vuol dire per una città come Udine 300 persone. Secondo voi abbiamo 300 persone accolte in questa città? Forse neanche mezza Cavarzerani. Aggiungete tutte le altre strutture, capite che c'è un problema di numero, e questo qui ovviamente, se poi non riusciamo a offrire loro l'adeguata accoglienza, l'adeguata diciamo quello che prevede poi la legge, e quindi seguirli anche all'interno di queste strutture, è chiaro che succede che troviamo persone fuori da questi centri di accoglimento e che non sanno dove andare a dormire, che se gli fai una stazione di posta la prima cosa che fanno vanno lì perché sanno che trovano un letto. Questa è la realtà, però sono persone che non vengono seguite, non faranno mai dei corsi, nessuno gli permetterà di essere inclusi all'interno della società, sono abbandonati a se stessi, e poi cosa speri che facciano? Fanno quello che possono, ovvero, se gli va bene, andare a rubare da soli, se gli va male essere, diciamo, arruolati, come dico io, dalla criminalità organizzata, li troviamo a spacciare, fare, e poi dobbiamo analizzare di nuovo tutte queste situazioni. Quindi dice, è inutile che ci azzuffiamo sulla stazione di posta, il problema sulla stazione di posta, se non è questione, ampio, no? Nessuno dice che può essere adeguato o non adeguato, perché intanto se la spostiamo, se non risolviamo il problema a monte, in qualsiasi altro quartiere li metteremo, avremo sempre persone che invece di dormire una notte perché non hanno un tetto, ci sarà chi li prende per centri di accoglienza, ma non lo sono.
perché non hanno e non sono strutturati per seguire queste persone in questo modo. Sì, tra l'altro poi la stazione di posta è anche giornaliero, no? Come sì, ma bisogna far sì che queste persone, è vero che all'interno c'è una parte dove ci sono i lavori, ma bisogna far sì che queste persone non stazionino davanti al marciapiede, okay. Cioè c'è un cortile interno, Cioè, dovrebbero ecco. Esatto, quindi Ma qui appunto. sta anche chi gestisce ovviamente la struttura, non è ovviamente questo colpa, è l'amministrazione comunale che dovrebbe ovviamente verificare questa cosa e dire a chi gestisce fateli entrare, tant'è ieri tra l'altro proprio all'assessore Gasparin, visto che all'assessore piace fare spesso commissioni, visite, adesso la prossima settimana ci sarà una commissione la commissione politiche sociali che andrà in visita in carcere, no? Allora io gli ho detto all'assessore che ovviamente perché quella ben venga un'iniziativa corretta, però ho detto ma magari perché non andiamo con una delegazione che siano i capigruppo, che sia la commissione politiche sociali, andiamo a vedere proprio com'è la struttura, la stazione di posta, andiamo a vedere perché probabilmente noi consiglieri comunali, io non sono entrato lì dentro da quando sono iniziati i lavori, ma anche altri consiglieri penso che non siano andati a vedere com'è la situazione proprio all'interno della struttura. Quindi ieri poi a margine del consiglio di quartiere ho chiesto all'assessore Gasparin se può organizzare questa visita e quindi mi ha detto di sì, che adesso valuterà il da farsi. Dopodiché è chiaro che il problema, cioè se noi diciamo va bene lì facciamo altro, il problema si sposta da un'altra parte. Potrebbero esserci dei luoghi, anche poi bisogna vedere la struttura come una struttura magari che può essere più adatta, che è un'area esterna magari recintata fuori, dove queste persone possono stare sia all'interno sia all'esterno, ma sempre in un'area, in un perimetro, no? In via Sabadini c'è il tema dell'ex macello, quindi quello potrebbe essere anche un luogo, che è un po' il luogo un po' più, diciamo così, diciamo anche un po' più lontano un po' più appartato. Ecco, non mi veniva il termine, quindi potrebbero esserci delle soluzioni alternative. Quindi ecco, questo un po' il tema sicuramente, però di fatto l'amministrazione comunale ci ha detto sì, prima sentivo Gasparin che diceva l'opposizione aveva cavalcato no, un po' vi bacchetta e dice che non collaborate. Ma noi collaboriamo, ma anche su altri... Gasparin vi bacchetta, io anche su altri temi, tant'è che poi ieri è stato specificato che questa raccolta firme è proprio una cittadina intervenuta durante il Consiglio di quartiere e ha detto che è una cosa partita proprio dal basso, no? Perché poi è vero che è stata la consigliera Laudicina che poi lei ha aiutato alcuni cittadini a firmare, però effettivamente sono stati i cittadini che si sono mossi e tra l'altro i cittadini che sono intervenuti ieri, 2 o 3 cittadini hanno detto sì, io ho votato anche questa giunta ma sono delusa, quindi sono cittadini che anche non sono cittadini di Fratelli che votano Fratelli d'Italia, che votano la Lega, ma sono cittadini che hanno votato il centro-sinistra, cioè che hanno votato per De Toni sindaco, quindi c'è anche questo aspetto, quindi non si può dire che erano tutti cittadini militanti del centrodestra, quindi sì. Ma lei dice prima avrebbe dovuto esserci De Toni. Ma secondo me sì, visto che era un tema molto, molto sentito, allora perché c'erano? L'assessore Tofano, va bene, l'assessore alla sicurezza partecipata, Gasparin per il tema del sociale, appunto per i senza tetto, va bene. E poi c'era l'assessore Marchiol perché poi è uscito anche il tema della viabilità di via Cusignacco, c'era l'assessore Zini, c'era l'assessore Meloni, quindi c'era l'assessore Dazzan, quindi c'erano più di metà della giunta, non c'era il sindaco, un peccato, non è un'occasione persa, anche perché poi tra l'altro ieri noi consiglieri comunali non siamo intervenuti, perché più di qualcuno ha detto ma voi non intervenite, no dico, io non intervengo perché questo noi abbiamo le nostre sedi dove intervenire, perché abbiamo il consiglio comunale e noi facciamo sentire le nostre idee, la nostra voce in consiglio comunale.
consiglio di quartiere è stato tra l'altro aperto proprio c'erano tantissimi cittadini, abbiamo detto no, siete voi che dovete dire la vostra, perché è molto importante. Dovrebbe partecipare secondo lei il sindaco a un incontro così o no? Se non parlano i consiglieri comunali che parlano nelle loro sedi, il sindaco fa lo stesso, in teoria, sì, no? Però... Ma il problema è che se sono stati strutturati i consigli in questo modo che c'era anche del scetticismo all'inizio su come venivano strutturati. Poi alla fine cosa sono? Sono luoghi dove chiunque è del luogo partecipa, cerca di dire la sua, se gli viene data la parola e quindi chiamarli consigli di quartiere, chiamarli consigli comunali aperti dove magari lo fai anche fuori sede perché puoi fare anche cose del genere. Chiamarli commissioni convocate in luogo, cioè alla fine è tutta una questione di forma che permetterebbe poi di avvicinare la politica ai cittadini, perché quello che mancava anche e che è mancato mi pare di capire negli ultimi 10 anni erano proprio incontri di questo tipo. Voi ve ne ricordate di consigli comunali o di quartiere così affollati fatti a Udine? No, io ne ho già così affollato perché c'era un problema sentito dai cittadini, cioè il problema della sicurezza. E governavate voi, non c'erano mai problemi e nessuno aveva mai niente da dire. Dai, a parte che è chiaro, non c'era lo strumento perché di fatto non veniva utilizzato lo strumento perché nessuno lo convocava. Adesso si convoca, i cittadini possono partecipare, va bene, ora ci si lamenta che manca il sindaco, va bene, e arriverà anche il sindaco, se il sindaco vorrà ne parlerà quando volete. Siete ovviamente... c'è la possibilità di convocare anche i consigli comunali per parlare di queste cose, se ne parla in commissione e quindi voi avete anche questa facoltà come tutti i consiglieri comunali e lì vi confrontate poi con il sindaco. Queste dovrebbero essere delle... Sì, ma i cittadini dovevano confrontarsi con il sindaco, no, non appunto, noi. Ma è già tanto che c'erano gli assessori, voglio dire, cioè non è neanche scontato che... Ma non è neanche scontato che ci arrivino gli assessori ogni volta a parlare nei consigli di quartiere, perché sennò ogni sera praticamente ne potresti fare... era stata richiesta la Certo, è stata richiesta, appunto. Si sono presentati e va bene, probabilmente se richiedevano la presenza anche del sindaco, poi lui avrebbe detto perché si presentava o perché non si presentava, tanto non glielo veta nessuno, è un cittadino di questa città, poteva tranquillamente partecipare. Poi se lui ovviamente delega i suoi assessori a rispondere per lui, queste sono altre dinamiche, ma prima o poi probabilmente parteciperà anche lui. Quindi secondo lei dice alla fine poi però... non è che io devo difendere De Toni, non è, io sto dicendo solo che come non hanno potuto o non hanno voluto parlare loro perché loro dicono abbiamo le sedi opportune, è chiaro che il sindaco di Udine avrà fatto le stesse valutazioni. Quindi lei dice invece di insomma guardate però che lo strumento che ha creato questa giunta alla fine ma almeno dà la possibilità ai cittadini di partecipare e di dire la loro. Questo prendiamolo ora, a prescindere dal discorso giovani che si è toccato prima, che è sicuramente uno dei nodi anche fondamentali per quanto riguarda la partecipazione, la vita di un comune, è bene che ci siano anche loro, però intanto facciamo in modo che ci siano queste possibilità, questi cittadini, poi mano a mano se anche loro vedono che all'interno di quelle istituzioni, perché questa è comunque, possiamo definirla istituzione, quello che i cittadini portano viene poi accolto dalla politica e quindi ha un senso partecipare, anche i giovani mano a mano potrebbero prendere questo come esempio e dire ok, se andiamo lì, diciamo qualcosa, c'è qualcuno che ci ascolta e fa. Altrimenti se la politica continua a fare di testa sua e andare avanti per le sue idee senza ascoltare quello che dicono i cittadini, esattamente quello che è successo per 10 anni, i consigli di quartiere non venivano neanche convocati o non esistevano neanche e si è dovuto praticamente rifare. Vabbè, o comunque non avevano questo successo. Allora, poi i consigli di quartiere sono stati... Allora, vabbè, a suo tempo c'erano le circoscrizioni dove elette e quelle sono state chiuse e via. È stato un errore, cosa, è stato un errore. Certo, appunto. Poi, dopodiché, Onsel aveva, nella giunta Onsel erano stati istituiti consiglieri comunali delegati per quartiere, quindi ogni consigliere comunale aveva un quartiere di riferimento e il cittadino poteva andare dal consigliere di comunale della zona a riferire. Dopodiché con la giunta di centrodestra, con la giunta di Fontanini, sono stati reinseriti i consigli di quartiere
che erano, diciamo, regolamentati in maniera diversa. C'erano sempre 9 consigli di quartiere, per ogni consiglio di quartiere c'erano 9 consigli di quartiere. Qui invece c'è il tema delle associazioni, c'è il tema che non c'è un numero massimo. Allora, questo regolamento ha un po' tra l'altro poi è stato creato questo organismo di supporto di cui faccio parte, dove insieme all'assessore Toffano ci sono 2 consiglieri comunali di maggioranza e 2 consiglieri comunali di opposizione, che dovrebbero appunto supportare questi consigli di quartiere anche nel tema nei progetti che poi nascono dai consigli, perché è molto importante sì che questi consigli di quartiere, come previsto da regolamento, poi facciano anche dei progetti, presentino delle proposte dei progetti all'amministrazione comunale. Poi ovviamente è capitato per alcuni consigli di quartiere, mi pare a Udine Sud sia stata fatta una proposta che però poi abbiamo concordato che non era fattibile, perché proponevano un'area verde in un terreno privato, questo era l'esempio. Quindi bisogna anche vedere poi le proposte quello certo. Questo bisogna vedere anche le proposte che nascono da questi consigli di quartiere. Però anche qua spesso questa giunta, che usa facilmente la parola partecipazione, sicurezza partecipata, anche nel programma elettorale era tutto basato sulla partecipazione, dopodiché è capitato che in alcuni consigli di quartiere alcuni i cittadini non siano stati poi fatti neanche entrare, no? Quindi quando si dice partecipazione bisognerebbe ovviamente anche non solo dire la parole ma anche nei fatti. Abbiamo in questo anno, perché i consigli di quartiere voluti da questa amministrazione, come sono stati voluti da questa amministrazione, li abbiamo votati, il regolamento è stato votato in consiglio a febbraio un anno fa, e abbiamo chiesto all'assessore già di rivedere un po' il regolamento, perché in questo anno sono emerse alcune criticità, però ovviamente questo sì. Ma mano a mano che li fai poi ti accorgi quello che funziona e quello che non funziona. Così come erano, diciamo, molto rigidi anche nel regolamento, nella loro struttura, hanno avuto anche tante critiche inizialmente, e ora credo comunque, almeno per quelli che ho partecipato io ieri sera, diciamo non c'ero, ma quelli che ho partecipato io a Godia Bevars, dove si è discusso dei campi fotovoltaici, delle antenne 5G e altro, a me è sembrata un'assemblea a tutti gli effetti. Uno alzava la mano, non gli si chiedeva se partecipava a qualche associazione, se era referente, chi è, era un cittadino che diceva la sua. Per cui questo dovrebbe essere lo spirito dei consigli, io li chiamo consigli comunali aperti. Però di se fatto, ci fossero di poi fatto anche hanno poi diritto di voto solo i rappresentanti delle associazioni. Certo, no? quello Questo secondo sì. me non va bene, perché se un cittadino non fa parte ma ieri di sera si è votato qualcosa? No, ieri non hanno votato nulla. Si è discusso. Si è discusso, sì. E poi la palla a questo punto torna a voi. No? Possono dare dei pareri. No, certo, ma se si fosse messo all'ordine del giorno, volete la stazione di posta sì o no, una votazione doveva esserci, e quindi lì devi regolamentare chi vota, chi non vota, chi ha diritto di voto, eccetera. Però se tu fai una discussione, capisci già che chi partecipa ovviamente dà un indirizzo di dove si dovrebbe andare, è già più che sufficiente, insomma, se no ti fermi ai formalismi, allora sì, e lì parliamo di burocrazia ed è un'altra cosa. Va bene, dobbiamo andare in break, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta. Visto che abbiamo Christian Sergo, che so che ha seguito e segue con particolare interesse la situazione del nodo ferroviario di Udine con il consigliere Mansi, negli ultimi giorni c'è stata questa evoluzione, chiamiamola così, ovvero che l'Amirante, che la Regione starebbe pensando di affidare la questione a un commissario per provare a velocizzare. È la soluzione? Ride. Sì, no, provare a velocizzare mi veniva male, perché sono 6 anni che il governo ha scelto di mettere i commissari anche per l'alta velocità, no? E c'era la velocizzazione della Trieste-Venezia, è una di queste opere. Nel 2021 abbiamo nominato un commissario. Avessimo velocizzato 100 metri tra Trieste e Venezia sarebbe già un grandissimo risultato. Già ha fatto assolutamente nulla, doveva superare dei passaggi a livello a San Giorgio in Nogaro, Tor Viscosa. Hanno presentato dei progetti che non stavano né in cielo né in terra, bocciati da chiunque, tutto da rifare.
Allora, non è un problema di commissario sì, commissario no, è un problema, uno, di volontà politica. Primo, che sia chiaro a tutti, cioè c'è volontà politica di risolvere il problema dei 5 passaggi a livello a Udine? Sì, no. 2, risorse, se c'è volontà politica ci deve essere qualcuno che mette i soldi per fare le opere. 3, ovviamente stabilire cosa si fa prima e cosa dopo, perché ci sono 6 fasi di questo famoso nodo di Udine e ricordiamo che fino al 2018 si dovevano spendere 180 milioni di euro previsti per fare le opere necessarie a superare anche i 5 passaggi a livello, più le opere che si stanno realizzando anche alla ZIU, sostanzialmente, e adesso siamo arrivati come previsione a 340 milioni e dobbiamo ancora iniziare praticamente mezzo cantiere. Io non lo so se dire speriamo che venga il commissario, che magari è qualcuno che ci vuole mettere mano veramente, allora potrebbe essere anche un'ipotesi. Ricordo a tutti che il famoso Ponte Morandi in un anno dalla caduta noi l'abbiamo ricostruito quando eravamo al governo. Un anno, una cosa che nessuno poteva immaginare. Qui siamo da 30 anni a parlare di superare 5 passaggi a livello per fare una curva con un binario a Udine Sud ed è una cosa sinceramente imbarazzante e anche scandalosa. E il problema è che aumentano i soldi del costo dell'opera, ma non aumentano i soldi che arrivano da Roma. Adesso vedremo se ci sarà qualche altro stanziamento, ma negli ultimi 2 anni si è parlato spesso, abbiamo messo 40 milioni, ma prima li hanno tolti e poi li hanno rimessi e difatti i soldi sono sempre quelli e più costerà, diciamo, come preventivo questa opera, più sarà difficile realizzarla, perché non è un problema di mettere un commissario. Il commissario va bene se ci sono degli appalti da fare, qui non abbiamo neanche i progetti. Noi sono 7 mesi che chiediamo a RFI di rispettare il protocollo firmato ad agosto con il Comune di Udine e la Regione. Loro dopo 3 mesi, dal 2 settembre, avrebbero dovuto presentare un cronoprogramma all'amministrazione regionale, sia delle opere che dei finanziamenti necessari. Voi l'avete visto? Noi no, l'abbiamo chiesto in tutte le sedi. Pare che abbiano mandato qualcosa all'assessore Mirante, ma che lei l'abbia rigettato. Sì, noi gli avevamo detto non sta a firmare quel protocollo perché è totalmente inutile. Perdiamo solo tempo e qui abbiamo perso praticamente un altro anno perché siamo già a primavera ormai inoltrata, abbiamo firmato il 2 settembre il protocollo. Cosa è cambiato? Vorrei sapere, qualcuno mi dica cosa è cambiato, se adesso addirittura chiediamo il commissario. Allora, perché non l'ha chiesto uno non fa il commissario invece di firmare il protocollo? Forse guadagnavamo un anno di tempo. Allora, per quello che dicevo, è solo una questione di volontà politica e sembra così assurdo, perché poi quando abbiamo fatto, eravamo in diretta con voi, il viaggio con il treno passeggeri sulla parabolica, quindi sulla circonvallazione, quella esterna, proprio per evitare di tagliare in due la città di Udine con i passaggi a livello, quello dimostra che già adesso si potrebbe praticamente superare tutto. Poi ovvio, per motivi di sicurezza, per motivi di comodità, non si può far viaggiare treni merci e treni passeggeri in un unico binario tutto il giorno con quella frequenza. Per cui basterebbe raddoppiare quella linea, fare ovviamente quello che di tecnologico serve fare per superare un problema che è talmente banale così agli occhi di chiunque, perché anche quando è venuta RFI in commissione in Consiglio regionale, che ero ancora diciamo seduto a Trieste in piazza Oberdan, loro stessi avevano detto che si poteva tranquillamente anticipare la fase di superamento dei 5 passaggi a livello e poi fare le altre opere. Ripeto, è solo questione di volontà politica. Che mi dice Vidoni? No, intanto voglio ricordare al consigliere Sergo che dal 2018 al 2022 hanno governato anche loro, da prima con la Lega e da poi col Partito Democratico. Io ho detto dal 18 al 19, dal 18 al 19 quando avevamo noi il Ministero dei Trasporti e dopo ce l'avevamo avuto altri. Sì, però voglio dire, adesso, visto che si parla da anni di questo tema, il protocollo è stato firmato ad agosto dello scorso anno, è stato citato prima, ed è stato firmato dal governo, da RFI, dalla regione e dal comune. Quindi la volontà politica mi pare ci sia da entrambe le parti.
Dopodiché anche qui il consigliere Mansi sta facendo un po' di ostruzionismo all'interno stesso della maggioranza, perché il sindaco va a firmare il protocollo, dopodiché invece Mansi, che ha la delega al tema dei passaggi a livello, fa confusione, dice la sua, e quindi anche la stessa maggioranza su questo non ha le idee ben chiare. Io credo che, tornando al tema del superamento dei passaggi a livello di tutto il nodo ferroviario di Udine, in questo momento il Friuli Venezia Giulia si posiziona al centro di 3 corridoi importanti, uno è l'Adriatico Baltico, il corridoio del Mediterraneo e adesso anche il corridoio dei Balcani. Quindi è chiaro che è un'opera strategica di sviluppo, la Regione sta facendo la sua parte come anche il Governo, è chiaro che purtroppo i costi sono aumentati e quindi c'è bisogno di trovare ulteriori risorse, ma tutte le parti sono ovviamente al lavoro per questo. Dopodiché sul tema del commissario, se questo commissario serve diciamo così, fare un po' da coordinatore tra RFI, tra il Ministero, tra la Regione, tra il Comune, tra tutti quelli che le parti interessati, ben venga, anche perché forse serve velocizzare un po' gli interventi e queste sei fasi. Però non è vero che non c'è nessun progetto, anche perché l'assessora Mirante anche in Comune è venuta a illustrarcelo, anche tutti i parlamentari bipartisan, sia di destra sia di sinistra, sono venuti in commissione e c'è ampia volontà di andare avanti su questo. È chiaro che sui tempi sì, non è una cosa che si fa domani né dopodomani, speriamo che tra 5 anni possiamo arrivare a vedere. Al progetto. Perché se ci fosse un il primo progetto, intervento c'è già, perché c'è il tema su progetto, Cargnacco, c'è il nodo di Cargnacco dove stanno già facendo i lavori. Si deve andare a lotti e bisogna avere un po' di pazienza. Guarda, se ci fosse un progetto, adesso non so quanti progetti hai visto di opere pubbliche, tu lo sai che alla fine ci sono 2 cose, il computo metrico e il cronoprogramma. Se RFI, dopo 8 mesi che si è impegnata a dare il cronoprogramma alle istituzioni, non l'ha ancora dato, vuol dire che non abbiamo il progetto. Tant'è che alle richieste di accesso agli atti di vedere i progetti non ci vengono mai dati i progetti. Questo è il problema. E quindi il commissario, come ho detto, a parte che ne abbiamo uno nella più grande opera che doveva costare 1.800 milioni e siamo fermi a 200 milioni di stanziamenti. E sono 6 anni che è stato deciso che ci fosse un commissario e 4 dalla nomina dello stesso. In 4 anni non è stato aggiunto un euro sopra quell'opera. E quindi è chiaro che, come ho detto, sì, a me fa piacere sapere che ci sono i progetti. Chiederemo di nuovo all'assessore Mirante di vederli. Illustrati in commissione in No, comune, ma non devi illustrarli così a parlare fase 1, fase 2, fase 3. Io voglio vedere cosa si fa nella fase 1, cosa si fa nella fase 2, quanto ci vuole per la fase 3 e andremo in giro a dire ai cittadini guardate che il superamento, per arrivare al superamento ci vogliono 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, si parlava 9 di 2029-2030, Sì. sono date emerse in questi incontri pubblici. Per fortuna c'è YouTube. Ti riprenderò nel 2030 questa trasmissione e ti dirò a che punto siamo. 2030 ci ridiamo appuntamento qui, Sì, speriamo senza commissario, perché sennò è grave. E chissà, insomma, chissà che cosa ci sarà. Mi sembra un po', non lo so, sovrapponibile quando si parla di progetti, di fondi, di chiarire la situazione di Borgo Stazione, no? Che è un po'... Non abbiamo tempo perché potremmo parlarne per un'altra ora su Borgo Stazione. Nel senso, mi pare che siano emerse delle novità, nel senso che non ci sono novità. No, esatto, non ci sono novità. Abbiamo appunto i rendering ci sono. Sì, ci sono i rendering, ma il sindaco aveva detto che a marzo ci avrebbe illustrato dei nuovi progetti, ma ancora non abbiamo visto nulla. Ne abbiamo parlato proprio durante l'ultimo consiglio comunale, proprio io ho detto, ma scusi sindaco, adesso mettete in variazione 1 milione proprio di fondi, 1,5 milioni circa di fondi regionali per la progettazione del parcheggio coperto. Ma va bene fare il parcheggio coperto,
Ma il progetto generale, cioè è un tema molto importante, non è che possiamo andare avanti, è poi è uscita la storia dello spostamento delle corriere, no? quindi va visto nell'insieme il tutto, no? Non è che possiamo andare a slow. Prima bisogna avere una visione complessiva su quello che si voglia fare, dopo ben vengano gli interventi mirati, però ancora manca tutto. Allora, sempre per il nostro appuntamento del 2030, se vi voleste sbilanciare adesso, ci sarà prima Borgo Stazione rivista o prima risoluzione del nodo ferroviario? Sergo, si sbilanci che poi mettiamo via per il 2030. Non vorrei dire nessuna delle due, perché conoscendo come vanno le opere pubbliche in questa regione dovrei dire nessuna delle due, ma sicuramente c'è più possibilità di vedere Borgo Stazione. Però, ripeto, c'è più possibilità vuol dire che sì, siamo bassi da una parte quello che si vuole, e meno bassi quello che si vuole fare, però. È questione di volontà politica, è la stessa cosa. Se ci fosse volontà politica, il nodo di Udine sarebbe risolto altro che il 2030, ma l'avremmo già risolto. Se non c'è, stessa cosa su Borgo Stazione, se ci fosse volontà politica da parte della regione e da parte del comune, perché ovviamente da soli non si va da nessuna parte, allora 5 anni, adesso non so cosa vorranno fare, ma insomma mi sembra un termine plausibile per arrivare alla fine di quei lavori. Per il nodo di Udine la vedo francamente molto più difficile, purtroppo. Quindi lei si sbilancerebbe su Borgo Stazione. Lei su cosa si sbilancerebbe da quel 2030? Che nel 2030 ci ritroviamo qui e che vediamo tra 3 anni alle prossime elezioni comunali vinca il centrodestra che possa seguire questi progetti. È vero, c'è in mezzo un'elezione, esatto. Quindi chi lo sa, forse Sergo, va bene. Vabbè, sì, perché poi arrivano nel 2028, cambierebbero di nuovo tutto loro e andrebbero avanti altri 5 anni a fare progetti e a fare cose. Ognuno ha la propria idea, anche su Borgo Stazione la maggioranza ha un'idea, noi abbiamo un'altra appunto, idea. Quindi altri 5 anni per fare, perché in un anno non fate neanche il progetto. Va bene. Purtroppo. Va bene, ci ritroviamo qui anche prima del 2030, vediamo un po'. Grazie a Christian Sergo e grazie